Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha messo in allerta tutti i tifosi appassionati del nostro amato Napoli. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portandovi come sempre le informazioni più calde e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenervi informati su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi lasciate subito un like al video e iscrivetevi al canale, perché stanno arrivando tantissime novità. Questa volta, i riflettori sono puntati su una mossa da maestro del presidente Aurelio De Laurentiis, che ancora una volta ha dimostrato il suo fiuto da imprenditore e stratega. In un momento di incertezza per l'attacco, sembra aver trovato, quasi per caso, l'erede naturale di Victor Osimhen. E, come sempre, lo ha fatto nel suo stile, trasformando una difficoltà in un'opportunità e garantendo non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento con prospettiva di profitto futuro. Tutto è cominciato quando Osimhen, un tempo la grande soluzione offensiva del Napoli, è diventato un vero dilemma. La sua partenza era attesa, ma le offerte non sono arrivate al livello che il club sperava. Così, Antonio Conte ha dovuto reagire in fretta. La soluzione iniziale è stata Romelu Lukaku, un acquisto audace, d'impatto, ma anche carico di interrogativi. L'età, lo stipendio elevato e il costo complessivo dell'operazione. Nonostante ciò, il presidente ha deciso di accontentare le richieste del tecnico, consapevole che portare un allenatore come Conte significava anche rispettarne le preferenze. La scommessa ha funzionato, almeno per un periodo. Lukaku ha brillato. Ha segnato gol decisivi e ha contribuito alla conquista del secondo scudetto dell'era De Laurentiis. Ma il destino aveva in serbo una sorpresa: un grave infortunio ha tenuto l'attaccante lontano dai campi, costringendo il Napoli a tornare sul mercato. Ed è proprio in quel momento di incertezza che è arrivata la grande opportunità: Rasmus Højlund. De Laurentiis, sempre vigile, ha colto l'occasione e ha messo a segno una mossa geniale. Il danese, appena 22enne, è arrivato con esperienza internazionale, un passato in un club di alto livello, titolarità in nazionale e caratteristiche che ricordano i momenti migliori di Osimhen: potenza, velocità, istinto da goleadore e mentalità vincente. E il meglio deve ancora venire: un investimento con un altissimo potenziale sportivo ed economico. L'inizio di Højlund è stato semplicemente promettente: 4 gol in 6 partite, conquistando subito l'affetto dei tifosi e la fiducia di Conte. Con il suo arrivo, il Napoli non solo ha risolto un problema immediato, ma ha anche messo le basi per il futuro, garantendosi una transizione serena nel dopo Osimhen. Il club ora dispone di un attaccante capace di rendere sul campo e allo stesso tempo generare un enorme ritorno economico in prospettiva. E mentre Lukaku si prepara al rientro, la grande domanda è inevitabile: cosa accadrà quando il belga tornerà in campo? Ci sarà spazio per entrambi? Oppure De Laurentiis ha già iniziato a disegnare il futuro senza il veterano, puntando tutto sul talento giovane di Højlund? Una cosa è certa, ancora una volta: il presidente ha dimostrato perché è considerato uno dei dirigenti più visionari d'Italia, capace di trasformare gli imprevisti in grandi affari. E adesso tocca a voi, tifosi del Napoli: cosa pensate di questa mossa strategica di De Laurentiis? Højlund è davvero il degno erede di Osimhen o il club dovrebbe puntare sulla coppia con Lukaku? Scrivetelo nei commenti e lasciate il vostro super thanks per sostenere ancora di più la nostra comunità di appassionati del Napoli.